presidente Zaia applaude la nota del Ministero della Salute che annuncia di voler reintegrare il personale sanitario non vaccinato contro il Covid, organici in difficoltà dopo gli sforzi per la pandemia. Maxi focolaio di aviaria a Volpago del Montello, appello ai proprietari di allevamenti anche piccoli o familiari entro i 10 km dal focolaio di segnalare ai veterinari dell'ULSS 2 nuovi casi. Il gruppo consigliare regionale del Partito Democratico ha presentato i dati sulla carenza di medici di base nella regione, picco di pensionamenti nei prossimi 2 anni. La regione ha fallito, dicono, nella programmazione. È diventato un caso la scelta del professor Crisanti, che ha detto di voler rinunciare allo stipendio da senatore per mantenere quello di scienziato. L'azienda ospedaliera però non sembra essere d'accordo. Timori a Susegana e Porcia dopo l'annuncio shock del colosso Electrolux, che vuole procedere con 4.000 licenziamenti in tutto il mondo. Il mercato russo e crisi energetica tra le cause. 4 anni fa, come oggi, la tempesta Vaia, l'uragano che cambiò radicalmente il profilo della provincia di Belluno della montagna veneta. All'allerta dei previsori di Arab divenne dramma nel giro di 24 ore. Turisti in crescita sulle colline del Prosecco, vince il ritorno alla natura, spiegano dalla fondazione. In aumento i giovani imprenditori, in primavera sarà inaugurato il primo sentiero UNESCO. TG Veneto, buonasera, ben ritrovate. Partiamo dai 4.500 medici attualmente sospesi in Veneto perché non si sono vaccinati contro il Covid. Il Ministero ha revocato oggi i provvedimenti sospendendo anche la pubblicazione del bollettino quotidiano su contagi e ricoveri. Su questo si è espresso questa mattina il presidente Luca Zaia. Medici non vaccinati reintegrati in corsia. Il provvedimento è stato emanato oggi dal Ministero della Salute. 2 le cancellazioni stabilite dal neo ministro Orazio Schillaci. Oltre al ritorno dei camici bianchi, anche la sospensione del bollettino giornaliero su contagi e ricoveri per Covid. Provvedimenti che avevano già scadenza naturale fissata dal governo Draghi per fine anno, ora anticipati di 2 mesi. Tra i favorevoli al provvedimento il presidente della Regione Veneto. Ben venga questa iniziativa di riammettere i medici che non si sono vaccinati. La partita è una partita che nasce nella notte dei tempi, però dobbiamo guardare in faccia la realtà. Mancano 4.500 operatori che sono a casa in Veneto, come ne saranno almeno 40-50.000 sospesi a livello nazionale. In un momento in cui mancano medici dobbiamo guardare per primo l'interesse dei cittadini e quindi ben venga che il governo decida di riammetterli. Questo non vuol dire che si disconosce tutto quello che si è fatto, ma è pur vero che bisogna avere anche molto senso pratico e senso della realtà e quindi ben venga che questi medici tornino a lavorare. Provvedimenti destinati non solo a dividere i cittadini, ma anche ad abbassare la platea di chi, stando alle indicazioni, doveva accingersi a fare la 4ª dose. Tra i primi a commentare il provvedimento Riccardo Szumski, che sui vaccini ha fatto una vera e propria battaglia e che su questo punto ha delle idee chiare. Come ho detto ampiamente, ai bambini non fatelo, ai giovani che senso ha farlo se non hanno particolari fragilità. Poi se uno si sente insicuro, anche quello è un elemento che mina il proprio sistema immunitario e forse se lo faccia, se sta più tranquillo, è importante quello, ma sappia con la consapevolezza che non ha risolto il problema, lo si può prendere lo stesso. Ammontano a 476 rispetto ai 471 della scorsa settimana i casi di West Nile registrati e confermati in Veneto, dei quali 167 nella forma neuroinvasiva VNND. I casi confermati nei donatori di sangue che vengono testati prima della donazione continuano ad essere 30, stabili. I decessi rispetto alla settimana scorsa sono 21. L'età media delle persone malate è di 83 anni, il 71,4% sono maschi. Questi sono i dati contenuti nel nuovo bollettino di sorveglianza delle abrovirosi emesso oggi dalla Direzione Regionale Prevenzione. Le province del Veneto maggiormente interessate da casi di West Nile continuano ad essere quelle di Padova con 184 casi, Treviso 96 casi e Venezia 92 casi. E poi c'è un focolaio di influenza aviaria. Andiamo nella Marca trevigiana, siamo a Volpago del Montello, un allevamento di oltre 50.000 capi. Un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità si è verificato ieri in un allevamento di circa 49.000 capi di galline ovaiole nel territorio comunale di Volpago del Montello in provincia di Treviso. Il focolaio si inserisce in un contesto ad alto rischio per la presenza del virus negli uccelli selvatici, con 16 isolamenti del virus nelle regioni del nord Italia e negli allevamenti avicoli e 7 focolai con interessamento oltre a Treviso delle province di Verona, Ferrara, Bologna, Cremona e Pavia.
Alla luce dei campionamenti eseguiti dall'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, che ieri sera hanno dato esito positivo per influenza aviaria ad alta patogenicità, si è riunita l'unità di crisi della Regione Veneto, cui hanno partecipato l'ULSS 2 Marca Trevigiana e l'IZS. Il Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 2 ha già emanato il dispositivo di abbattimento degli animali che si realizzerà con procedura di urgenza. Restiamo in ambito sanitario, torniamo a parlare della carenza di medici di base sul territorio. Il Partito Democratico oggi ha attaccato la Regione, ha detto o ha sbagliato la sua programmazione. Vediamo i dati. Il 62,8% dei medici di medicina generale in Veneto hanno più di 55 anni e il 2023 e il 2024 saranno gli anni record per numero di medici che lasceranno l'attività per andare in pensione. La stima parla di 363 persone. L'allarme per l'acutizzarsi della carenza di medici nel nostro territorio è stata lanciata dal gruppo consigliare regionale del PD, che parla di un fenomeno che, guardando nel lungo periodo, porterà in meno di 15 anni ad una fuoriuscita di oltre 1900 professionisti. I consiglieri del Partito Democratico puntano il dito contro la Regione e la sua errata programmazione. È una mancata programmazione che la Regione Veneto ha una diretta responsabilità. Perché? Perché le borse di formazione sono tra le più basse come numero in tutta Italia. Ci sono stati gli anni, noi abbiamo analizzato dal 2013, quando il Veneto aveva poche borse di formazione rispetto alle altre regioni con meno abitanti. Nei dati forniti dalla ricerca del PD si vede come le province più in sofferenza siano Rovigo e Belluno, che registrano la maggiore presenza di medici di famiglia tra i 65 e i 68 anni, quindi prossimi alla pensione. Noi riteniamo dunque che da qui si debba partire per modificare radicalmente la programmazione, con alcuni interventi urgenti da fare immediatamente e con un cambio di mentalità sulla programmazione per il futuro. La carenza di medici di famiglia non è un fenomeno recente. Il Veneto già nel 2019, quindi in uno scenario di pre-pandemia, si ritrovava medici di base che avevano in carica in media 1365 pazienti, una cifra, più 141, di gran lunga superiore rispetto alla media nazionale. Il PD ha già in cantiere una proposta da fare alla Regione. Un pacchetto appunto di proposte, perché è evidente che serve un intervento shock, serve una riorganizzazione complessiva del sistema, altrimenti nei prossimi 2 anni non reggerà. Non basta, non ci sono bacchette magiche in questi casi, nel senso che i medici non si formano in pochi giorni e quindi o c'è un intervento radicale di riorganizzazione oppure il sistema è a rischio tenuta. È diventato un caso la scelta del professor Andrea Crisanti, neoeletto in Parlamento, che ha detto di voler rinunciare allo stipendio da senatore per mantenere quello di scienziato, ma l'azienda ospedaliera di Padova sembra non essere d'accordo. Vi raccontiamo il caso. La mia è una scelta trasparente, legale e legittima che non toglie niente a nessuno, una scelta garantita dalla legge e applicata in altre occasioni senza creare tutto questo scandalo. Sono queste le parole che il professor Andrea Crisanti ci dice al telefono, commentando il caso che sta suscitando con le sue dichiarazioni. Il direttore della microbiologia dell'azienda ospedaliera di Padova, neoeletto senatore della Repubblica nelle fila del PD, ha infatti affermato di voler rinunciare al suo stipendio da senatore, circa 14.000 euro al mese, per mantenere la sola retribuzione che percepisce dall'Università di Padova. Ma l'azienda ospedaliera universitaria ha reso noto che non verrà erogato alcun pagamento a fronte della mancata attività dirigenziale e assistenziale del professor Crisanti, dovuta alla sua recente elezione presso il Senato della Repubblica. La nota spiega che gli impegni politici, considerati a norma di legge come aspettativa parlamentare, non permetteranno allo scienziato di esercitare la sua professione di medico per l'azienda ospedaliera. Crisanti aveva spiegato che la sua rinuncia allo stipendio di senatore era una scelta dovuta ad una questione di opportunità e non politica. Non potendo accumulare 2 buste paga, è stato chiamato a scegliere tra quella da senatore e quella da specialista e ha optato per quest'ultima per motivi contributivi. Electrolux, il colosso industriale, ha annunciato un piano di ristrutturazione che riguarderà 4.000 posti di lavoro in tutto il mondo, principalmente in Nord America. Il gruppo svedese di elettrodomestici, che ha 2 importanti filiali a Susegana e Porcia, ha subito perdite nette per 605 milioni di corone, pari a 56,3 milioni di euro nel terzo semestre. Secondo il rapporto finanziario pubblicato proprio oggi, le vendite hanno raggiunto i 35,24 miliardi di corone, con una crescita pari a 1,2% all'anno. Il taglio, ripertiamo, fino a 4.000 posti di lavoro in tutto il mondo, è stato annunciato proprio dopo l'arrivo dei dati del terzo trimestre, che hanno messo in evidenza delle perdite significative.
Caro energia e sostegno alle imprese, la Regione preme su Bruxelles per avere l'ok a liquidare 1 miliardo di euro, priorità ai progetti per l'autosufficienza energetica. Chi ha a che fare con la quotidianità si rende conto che la velocità oggi è tutto e lì c'è 1 miliardo di euro che io dovrei usare a favore delle imprese. Appena mi danno l'ok, io parto con i bandi. Le risorse sono quelle di derivazione comunitaria traghettate dalle regioni e sarebbero anche ingenti, ma proprio da Bruxelles deve arrivare l'ok definitivo per il loro utilizzo. Per questo l'assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato preme sull'acceleratore. Le burocrazie europee, nazionali, dovrebbero rendersi conto che ci sono periodi in cui ti puoi prendere il tuo tempo, altri periodi in cui non hai questa facoltà. Con l'inflazione che sfiora il 12%, le bollette shock, non c'è un minuto da perdere, la strategia di sostegno è approntata. Saranno bandi che riguarderanno l'energia, che riguarderanno l'acquisto di materiali, le ristrutturazioni aziendali, saranno bandi fatti come li ho fatti negli anni scorsi. Ovviamente si cercherà di tener conto il più possibile dei temi di oggi. Non saranno bandi a click day, precisa Marcato, con una priorità, figlia dei tempi. Cercherò di dare una mano a chi vorrà fare il fotovoltaico, per chi vorrà fare la comunità energetica. Andiamo alla cronaca, siamo nella Marca Trevigiana, dramma sfiorato questa mattina ad Altivole, un auto di sorpasso ha urtato un autobus di linea della MOM, era pieno di studenti, ci sono 3 feriti. Momenti di paura alle 7 del mattino ad Altivole per un terribile scontro tra una Fiat Punto e un autobus di linea che stava trasportando gli studenti a Castelfranco. 3 feriti, il conducente dell'auto, un uomo di 40 anni che procedeva lungo via Laguna, il più grave, e 2 dei ragazzi che viaggiavano in corriera che hanno riportato traumi al volto, tutti trasportati al nosocomio castellano. Un sorpasso azzardato all'origine del sinistro, da una prima ricostruzione al vaglio dei carabinieri. Pare infatti che il 40enne diretto verso nord abbia superato un'auto a folle velocità, mentre dalla parte opposta di marcia arrivava il bus guidato da un 49enne. A raccontarci sotto shock l'accaduto uno dei coinvolti nel sinistro stradale all'intersezione con via Corazzin. Io praticamente ero fermo in questo punto con la freccia che svoltava a sinistra e aspettavo l'autobus che arrivava dal centro di Altivole per dare la precedenza all'autobus, e un signore con una punto nera mi ha praticamente tamponato provando a schivarmi. Mi ha tamponato, dopodiché ha fatto il frontale con l'autobus, che anche l'autobus a sua volta ha provato a schivarlo e si è praticamente schiantato quasi contro il palo. Il bus è finito nel fossato a lato della strada, la polizia locale ha bloccato il tratto per diverse ore fino a che l'area non è stata messa in sicurezza e liberata. Di certo si è sfiorata la tragedia lungo una strada, via Laguna, che i residenti segnalano come pericolosissima. Corrono troppo, dalla mattina alla sera corrono troppo, sempre. Sono stati chiesti anche interventi al comune? Sono stati fatti, fanno qualcosa, però vedi, dopo succede come stamattina. Siete preoccupati voi residenti? Insomma abbastanza, perché va abbastanza pericoloso, bisogna stare attenti, vai a piedi, in bicicletta o anche con la macchina, passano quei camion così. È un disastro, insomma. Una strada molto pericolosa. Sì, perché corrono troppo. Come residenti siete preoccupati? Non so, per cui sì, perché quando che sarà i fiori che ho i nipoti qua, ma arriva fuori. Non è stato fatto nulla ancora, qua in fondo è stato fatto un dosso, ma a quanto pare non è servito a molto. Speriamo che con questo appello ci possano magari sentire, sì. Prima che debba succedere. Esatto, prima che succeda qualcos'altro di così tanto grave, insomma. Da martedì si sono perse le tracce di Ali Touré, 16 anni. La segnalazione dei carabinieri di Treviso è arrivata oggi, ma il giovane Ali è originario della Guinea, residente in città, è scomparso dalla mattina di martedì 25 ottobre. Con sé non ha il cellulare. Il ragazzo è alto circa 1,70 m, capelli neri, occhi marroni, la carnagione scura. Si è allontanato autonomamente da casa. Non si sa come fosse vestito al momento della scomparsa. I carabinieri invitano chiunque abbia informazioni utili al suo ritrovamento possa aiutare le ricerche a contattare il 112 o la stazione di Treviso. Nel frattempo dal comando dei carabinieri fanno sapere che stanno ascoltando la famiglia e i compagni di classe. Ali è studente del Turazza. Andiamo in pubblicità, linea alla regia, tra poco ancora con il telegiornale.
Ben ritrovati, ripartiamo da Vicenza ancora con la cronaca. Traffico di cocaina. Le Fiamme Gialle hanno arrestato un pusher che faceva parte di un'organizzazione dedita allo spaccio in tutta la provincia di Vicenza. Droga con un traffico che si dirama su tutto il Vicentino. L'organizzazione criminale viene intercettata dalle Fiamme Gialle che si trovano di fronte a una struttura piramidale che coinvolge diversi personaggi. L'ascolto dei telefoni intercettati porta nel dicembre del 2020 all'arresto in flagranza di reato di 4 persone e al sequestro di oltre 2 kg di cocaina purissima e di 35.000 euro in contanti. Ma le indagini non si fermano e dopo aver ricostruito la rete del traffico e portato all'arresto di altri 3 pusher responsabili dello spaccio di marijuana, hashish e cocaina, oggi permettono agli investigatori della Guardia di Finanza di Vicenza di individuare il primo responsabile, un tunisino senza fissa dimora e non in regola coi documenti di soggiorno in Italia. Sono ancora in corso le ricerche di 2 latitanti algerini. Durante l'arresto del tunisino, le Fiamme Gialle, col supporto dell'unità cinofila, sequestrano 35 grammi di hashish, 700 euro in contanti, un macete e un coltello per il taglio della sostanza. Al termine dell'operazione, i finanzieri accertano che solo nel 2020 ci sono state cessioni per più di 2,5 kg di cocaina, venduta per un totale stimato di 206.840 euro. 4 anni fa come oggi la tempesta Vaia che ha cambiato il profilo delle montagne del Bellunese. Vediamo. Raccontare la tragedia di Vaia 4 anni dopo e riaprire una ferita che non si è mai più rimarginata. Se gli interventi eseguiti su tutto il territorio violato dalla furia dell'acqua e del vento cominciano ad offrire l'immagine di una provincia che si è rialzata, fiera, non si può dire lo stesso per gli effetti psicologici che la tempesta ha lasciato nell'animo di chi visse quelle drammatiche giornate a cavallo fra il 26 e il 30 ottobre 2018. Come non dimenticare gli appelli via social che si tramutarono in suppliche rivolte ai bellunesi invitati a rimanere a casa nelle ore più drammatiche. Il ricordo del presidente Roberto Padrin. Quello era l'unico monito che potevo fare ai miei cittadini per cercare di aiutarli e proteggerli. Non avevamo altri mezzi che non quelli e quindi abbiamo utilizzato i social per cercare di dare questa comunicazione perché la situazione stava degenerando in maniera pazzesca. Un evento mai visto prima, ben più grave dell'alluvione del 66, con venti che sfiorarono i 200 km/h. A terra rimasero milioni di alberi scorticati dall'alto, simili ai bastoncini del gioco dello Shanghai. I danni scioccanti. Sono stati investiti circa 1 miliardo di euro grazie allo Stato, all'impegno della struttura commissariale della Regione del Veneto. È stato fatto un grande lavoro con i soggetti attuatori, tutti si sono messi a disposizione e nonostante le difficoltà nel reperire le imprese e soprattutto anche trovarsi di fronte a delle situazioni anche logistiche ambientali non facili. Si è fatto il possibile per mettere in sicurezza il territorio dopo quella tempesta che è stata un segnale inequivocabile del cambiamento climatico in atto. Oggi è il 28 di ottobre. E ci sono 25 gradi a Belluno e questa non è sicuramente una cosa normale, è un'anomalia e questo purtroppo provocherà anche in futuro altri problemi che mi auguro noi ci prepareremo al meglio per affrontare. Domenica alle 21:15 Antena 3 trasmetterà Tempesta Perfetta, il documentario che raccoglie i reportage di quei giorni impressi nella memoria di ognuno di noi. Consegnata questa mattina nell'aula magna dell'Istituto Cerletti, siamo a Conegliano delle Targhe UNESCO e i comuni che rientrano nel territorio delle colline del Prosecco. Un momento anche per fare un bilancio. Come sta andando questo territorio UNESCO? Sta andando bene e quest'anno sicuramente il 2022 ci ha riportato sui livelli del 2019 se non di più. Turisti in crescita costante tra le colline UNESCO. Il dato è emerso oggi durante l'assemblea annuale dell'associazione che ha consegnato le targhe previste dall'UNESCO alle località che compongono il sito Patrimonio dell'Umanità. Un territorio economicamente in costante crescita e non solo per la produzione di prosecco. Sempre più giovani infatti si stanno cimentando nella ricezione turistica. Quest'anno sicuramente siamo stati in grado di rispondere all'aumento delle presenze non soltanto locali ma anche internazionali e sicuramente il prossimo anno sarà ancora più alta questa percentuale. La tendenza è in crescita media del 10% con prevalenza di turismo estero. Importante che chi viene a visitare i nostri territori, è stato ribadito durante l'incontro, trovi strutture ricettive ma anche esperienziali e il sentiero del cammino UNESCO, che sta attendendo l'ultimazione del ponte tra Farra di Soligo e Follina, è uno di questi. Un percorso di 52 km che sarà percorribile in primavera.
Un momento di festa, ma anche di ricordo per Fabio Gazzabin, capo di gabinetto del presidente Zaia, alla vigilia dei funerali che si terranno domani alle 11 nella chiesa di Arcade. Sono due persone che non ci sono più, che sono state le colonne portanti del dossier, perché qua ha fatto battaglia e sono Poldo Saccone e Fabio Gazzabin. Con questo applauso noi ci fermiamo, siamo alle previsioni del tempo. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Dopo di noi TG Venezia, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. L'anticiclone continuerà a dominare la scena anche nel prossimo weekend, mantenendo un tempo stabile e caldo anomalo. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto sabato 29 ottobre tempo buono e soleggiato. Nelle ore più fredde tuttavia sarà possibile la consueta formazione di nebbie in pianura e nelle valli. Attenzione perché a tratti saranno anche fitte, situazione che favorirà il ristagno degli inquinanti nell'atmosfera. Temperature stazionarie minime tra 8 e 12 gradi, massime invece comprese tra i 21 e i 23 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso ci attende una giornata di bel tempo con cielo in genere sereno, ma con possibili nubi basse sulle zone costiere. Temperature minime sui 12-16 gradi, massime intorno ai 21-23 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove splenderà il sole con cielo sereno o al massimo velato. Temperature minime intorno ai 7-9 gradi, massime sui 24 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.